Buongiorno e benvenuti alla presentazione dell'accordo di programma tra Regione del Veneto e Centro Sperimentale di Cinematografia. Prima di cominciare a introdurre i nostri ospiti, il Presidente Cicut, il Presidente della Biennale Cicut è qui presente per un saluto, grazie di essere qui. No, grazie a voi. Grazie a voi. Naturalmente Film Commission Veneto e Centro Sperimentale sono una binata straordinaria con un'iniziativa molto apprezzata dalla Biennale, perché immersive sono loro da quando apriranno in Veneto, e immersive siamo noi, come sapete, con l'Isola del Lazzaretto, unico festival al mondo che ha riconosciuto questo linguaggio che non è certo solo tecnologico ma anche di contenuti in un festival internazionale come Venezia. Grandissimo successo che sta avendo. Io credo che iniziativa come questa della Film Commission e del Centro Sperimentale sia importante, perché Venezia proprio in questi giorni, in quest'anno, e non penso solo per la voglia di tornare a esserci, a farsi vedere, a godere delle arti, della cultura, del cinema, dello spettacolo della città, sia un fatto generato dalla pandemia, è che qui si è saputo mettere insieme tantissime iniziative e avere, come dire, la lungimiranza di creare una specie di cartellone. Prima c'era il Teatro Stabile del Veneto qui, che dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre può creare, come dire, la più grande offerta culturale del mondo. Qualche volta alla cultura si abbina anche l'industria, lo dimostra l'industria dell'audiovisivo, lo dimostra il fatto che attraverso le Film Commission si possano aiutare e finanziare non solo produzioni ma iniziative che guardano al futuro, lo dimostra il Centro Sperimentale che, custodendo, come fa Cinecittà, l'Archivio Luce, la conoscenza, la storia e la capacità di trasmettere le conoscenze che creano il cinema, guarda al futuro sempre di più, si adegua, vive come la Biennale tutte le contemporaneità esistenti, e siamo felici di dividere questa contemporaneità con tutti voi. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. The show must go on. Allora introduco subito gli ospiti di questo panel, a cominciare dall'assessore all'istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità Elena Donazzan, l'assessore a territorio, cultura, sicurezza e sport Cristiano Corazzari, il direttore della Direzione Generale Cinema Audiovisivo del MIC, il dottor Nicola Borrelli, Santo Romano, direttore dell'area politica, economica, capitale umano e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, Marta Donzelli, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, e il mio presidente, il presidente della Veneto Film Commission, Luigi Baccialli. Oggi presentiamo quello che definirei essere il primo mattoncino, la prima pietra su cui andiamo a costruire un edificio, che è una nuova scuola, una scuola estremamente innovativa, nuova e innovativa. Sarà una antenna regionale, una sede regionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la Scuola Nazionale di Cinema, realizzato in Veneto, con una specializzazione, quella delle arti immersive. Ma passo subito la parola all'assessore Donazzan, che è stata da subito complice e sostenitrice di questo progetto. Qual è la regola? Seduti o in piedi? In piedi. No, cioè io sono di regole, sono anche democratica, l'ho fatto decidere il Presidente. Non si è presentato, ma lui è la ragione grande per cui siamo qui, cioè il nostro direttore Jacopo Chessa. Perché noi siamo nello spazio della Regione del Veneto, all'interno della Mostra del Cinema di Venezia, siamo all'interno dello spazio che la Veneto Film Commission ha voluto. Siamo io e il collega assessore Corazzari, per le due ragioni che si possono intuire, ma io cercherò di tracciare la mia brevemente. In particolare siamo qui oggi per firmare una cosa di particolarmente significativa, che è accaduta in pochissimo tempo. Allora, abbiamo sfatato il primo mito italico, siamo stati veloci, siamo stati efficienti, abbiamo puntato all'obiettivo chiaro.
Siamo stati veloci perché grazie alla Presidente Marta Donzelli ringrazio di cuore perché pur con distanza non ci riusciamo a vedere, ma il tramite e la credibilità, lo dico Presidente, di Chessa ci ha portato ad arrivare velocemente al senso della cosa. Quindi la velocità l'abbiamo credo rappresentata in 3 incontri, abbiamo scritto velocità anche da parte della Regione del Veneto, ma noi su questo siamo abbastanza autosfidanti perché con il dottor Romano abbiamo portato poi, presentato alla Giunta regionale questo accordo. Siamo stati molto efficienti perché non abbiamo girato attorno. Di che cosa c'è bisogno? Ci siamo detti, che riguarda anche l'obiettivo, ma insomma di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di fare formazione legandola, l'obiettivo, a Venezia, che ha nella sua capacità attrattiva mondiale su qualsiasi tema, ma nel cinema, e io ho apprezzato molto e ringrazio Jacopo di aver voluto qui anche il Presidente Cicuto, noi vogliamo molto rafforzare questa identità e renderla, come ogni identità, contemporanea e proiettata al futuro, altrimenti è un fatto squisitamente del passato che magari può piacere a qualcuno, ne possiamo prendere dei pezzi, ma non ci siamo proiettati. L'obiettivo è invece quello della proiezione al futuro. Perché l'assessorato all'istruzione, formazione e lavoro le teniamo insieme? Perché se noi crediamo che questo generi economia e bellezza, noi dobbiamo farlo attraverso le professionalità. E magari guardando al futuro le professionalità più attese. Ecco perché quando Jacopo Chessa ha proposto una specifica di questa alta formazione, di questo primo mattoncino, di questa scuola che vogliamo la migliore in assoluto, sul tema delle arti performative immersive, ne abbiamo costruito l'obiettivo, immaginato che tipo di progettualità e siamo stati veloci. Ecco, io chiudo qui, ringraziando questi interlocutori perché, vedete, la Film Commission è rinata e poi sarà il compito del collega Corazzari sottolinearlo e anche se è un merito suo, è nata rilanciandola, provando a mettere delle intelligenze vivaci. Ecco, credo che ci siamo riusciti, merito loro, grazie ancora alla Presidente Donzelli perché faremo grandi cose assieme. Grazie. Grazie Assessore. Assessore Corazzari, prego. Grazie, naturalmente mi unisco ai saluti della collega Donazan, porto i saluti anche del Presidente Luca Zaia. Bel momento questo, si dà l'avvio ad un percorso formativo, una scuola, un momento di crescita per tutti noi, però con la sana concretezza veneta l'abbiamo voluto rivolgere anche ad un settore rispetto al quale abbiamo delle forti aspettative. Quando abbiamo dato vita a questa Film Commission regionale, dopo tanti anni di attesa, volevamo proprio che si potessero innescare dei percorsi virtuosi che andassero nella direzione di costituire nella nostra regione, di realizzare nella nostra regione la possibilità che vi sia un terreno ideale affinché in questa regione si faccia cinema, si possano realizzare delle produzioni, ma vi sia anche la possibilità di trovare quell'humus di maestranze, di professionalità, di capacità anche innovative che sono quelle che ci permettono poi di vincere le sfide che ci presenta il futuro. Ragione per cui l'occasione di oggi è un'occasione importante, è un'occasione che va in questa direzione, rappresenta l'avvio di un percorso, però siamo fortemente determinati a proseguire in questa strada. Abbiamo anche investito attraverso i nostri fondi strutturali più di 20 milioni di euro. Te l'ho rubato io il telefono, Sì. No, volevo fare uno scherzo all'assessore, perché voi non potete immaginare quale sia lo sgomento e la disperazione nel momento in cui lasciamo il telefono in un posto e non lo rivediamo più. È il segno dei tempi anche questo, quindi il telefono è una realtà immersiva, quotidiana che viviamo. A parte, scusate, io ogni tanto sono un po' il Giamburasca della Giunta e mi prendo queste licenze e dopo ne pago anche le conseguenze. Stavo dicendo, abbiamo voluto investire, abbiamo destinato oltre 20 milioni della programmazione dei prossimi fondi strutturali proprio per le imprese legate alle produzioni dell'audiovisivo, del cinematografico, e riteniamo che anche in questo settore vi siano degli spazi di crescita straordinari.
abbiamo voluto investire nella nostra Film Commission, che era sempre stata presente un'attività di Film Commission nella regione del Veneto, ma organizzata su base provinciale, su base territoriale, attenzione, anche con grandi risultati di qualità, con grandi professionalità, ma quello che volevamo era ritornare ad essere come regione un punto di riferimento e riprendere e recuperare quel gap che ci aveva visto un po' in difficoltà rispetto ad altre realtà del nostro paese. Ecco, la presenza quindi di una Film Commission regionale era assolutamente indispensabile e fondamentale. L'occasione quindi anche per complimentarmi per il lavoro che è stato svolto da tutto il CDA, dal Presidente e naturalmente dal Direttore. Anche uno spot, visto che vanno in scadenza fra poco, quindi cerchiamo anche di dire sono stati bravi, fino adesso stanno dimostrando di fare un grande lavoro. Detto questo, naturalmente dobbiamo porci l'obiettivo di far crescere questa realtà, perché abbiamo visto tanti avvii che poi dopo non si sono concretizzati o non hanno avuto l'ossigeno e la forza per poter fare il percorso. Sappiamo che non stiamo correndo una 100 metri ma è una maratona, ma pensiamo che qui in Veneto, con le nostre professionalità, l'interazione tra la parte pubblica delle istituzioni e il mondo che è legato alle produzioni audiovisive, sappiamo può produrre un valore aggiunto anche da un punto di vista imprenditoriale formidabile e può anche darci quella capacità promozionale della nostra regione che noi cerchiamo sempre. Tutti insieme potremo raggiungere questo risultato. Complimenti. Grazie. Grazie Assessore. Il riferimento ai fondi al Profesre, il fondo di produzione della Regione del Veneto, mi dà lo spunto per dare, come dire, un'informazione forse non così conosciuta. Il nostro fondo è l'unico fondo regionale in Italia che sostenga contenuti, opere XR, Extended Reality. A Venezia c'è il più grande, lo ricordava poco prima il Presidente Cicuto, il più grande showcase di contenuti immersivi in Europa. Si dice che l'Italia sia arretrata sulle nuove tecnologie e stiamo creando una scuola per contenuti immersivi. Ringrazio Nicola Borrelli e il Ministero per essere a fianco a noi in questa avventura e passo la parola al Direttore Borrelli. Sì, l'iniziativa che viene presentata oggi è importante perché questo settore, che pure sta vivendo un momento di crescita impetuoso, e quindi ben venga anche l'impegno profondo che la Regione Veneto in qualche modo ha sempre dato in realtà, però struttura in un modo un po' più compiuto con una Film Commission regionale. Questo settore deve allargarsi al futuro, perché può sembrare, detto in questo ambito, può sembrare assolutamente banale, e lo è, in certo senso lo è, però vista nella sua interezza si sente forte questa esigenza di guardare avanti, di guardare oltre. L'Italia per alcuni aspetti è indietro, per altri aspetti ha punti d'eccellenza, tipo quello che fa la Biennale di Venezia in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, e anche attraverso iniziative come queste che, adesso faccio il biego contabile, ci aiuta anche un po' il PNRR in questo, perché il centro sperimentale una parte delle risorse l'ha dirottate su questa iniziativa, e quando l'ha fatto non c'è stato il minimo dubbio che fosse un'operazione virtuosa da fare nel più breve tempo possibile. È andata addirittura più veloce del previsto, quindi siamo tutti contenti e siamo sicuri che con le capacità che questa regione ha sempre dimostrato anche in questo ambito, in brevissimo tempo diventerà un punto di eccellenza e un punto di riferimento non solo per altre regioni, e ne siamo contenti, ma deve diventare un punto di eccellenza, e lo diventerà a livello internazionale. Quindi sono molto contento che quello che stiamo presentando sia accaduto, e sia accaduto con una collaborazione così stretta, veloce e in così breve tempo. Evidentemente tutti gli attori coinvolti sono assolutamente convinti della bontà di questa operazione, e questa operazione porterà, ne sono abbastanza sicuro, dico abbastanza perché un po' di scaramanzia non guasta mai, sono abbastanza sicuro che in breve tempo avremo grandi risultati da questa iniziativa. Grazie. Grazie Direttore. Marta Donzelli, Presidente del Centro Sperimentale. È nato da uno
un inizialissimo scambio di idee, facciamo una cosa... Ma infatti, perdonatemi, faccio un'inversione di quello che, come dire, la cortesia istituzionale richiederebbe, però il primo ringraziamento lo faccio veramente anch'io a Jacopo Chessa, perché devo dire onestamente che se siamo qui oggi è perché a lui è venuta un'idea molto brillante, mi ha mandato un progetto bellissimo, tra l'altro scritto bene, chiaro, cosa che non è comune, e da lì insomma mi è sembrata un'idea bellissima e davvero invece desidero ringraziare la Regione, l'assessore Donazzan, tutti gli assessorati, perché siete stati appunto anche dal mio punto di osservazione molto rapidi. Noi stiamo portando avanti i protocolli con altre regioni e questo è il primo che abbiamo firmato e ci siamo, come diceva l'assessore, trovati subito sugli obiettivi, perché poi la cosa più importante è, nell'ambito di una progettualità, soprattutto quando si lavora sulla formazione, individuare dei percorsi formativi chiari. Ed era difficile in questo campo perché noi siamo dei pionieri, quindi quando abbiamo iniziato a parlare con Jacopo, diciamo, uno dice metaverso, arti immersive, però poi dove atterra la formazione, quali sono le figure professionali che andiamo a formare. Ed è stato molto interessante il metodo che abbiamo seguito, perché abbiamo costruito un gruppo di lavoro che è presente, poi magari Jacopo li citerà tutti, insomma molte persone sono in sala, che mettendo insieme delle istanze teoriche fondamentali, perché si tratta di immaginare nuovi modi della narrazione, con delle istanze concrete molto specifiche, perché parliamo di innovazione tecnologica e di nuove professionalità, ci hanno iniziato ad aiutare a delineare un percorso che poi abbiamo tradotto adesso in questa prima convenzione, in questo primo passo. E a me quello che piace moltissimo di questo progetto sono due cose. Vabbè, la prima cosa è che veramente credo che saremo la prima scuola al mondo che fa un percorso strutturato da questo punto di vista, e ovviamente non è poco. E l'altro elemento che trovo molto interessante è appunto questo fatto di unire, diciamo, una riflessione sulle frontiere dell'arte, perché diciamo molti di questi linguaggi e di questi applicativi adesso sono utilizzati, come dimostra l'isola VR, per creare delle videoinstallazioni e per ragionare proprio sulla frontiera dell'espressività. Ma allo stesso tempo noi formeremo poi delle professionalità che troveranno delle applicazioni anche in moltissimi altri campi, perché poi se parliamo di immersività in questo momento parliamo di arte, parliamo di cinema, ma parliamo di 1000 possibili applicazioni in tutti i settori che ci dobbiamo anche immaginare. Quindi questo mi sembra molto interessante anche rispetto a un territorio che ha una vocazione per la ricerca, diciamo, dello sviluppo economico. Quindi questa sintesi credo che sia molto importante e in questo senso non potevamo trovare il luogo migliore che il Veneto, Venezia. Do un altro annuncio che mi fa molto piacere dare: abbiamo deciso che la sede della scuola sarà l'isola di San Servolo, che è un altro posto magico. No, poi capiremo, perché magari ci dovremo anche muovere certe volte, no, ma nel senso che dovremo anche capire poi, diciamo, sulle tecnologie come fare, però San Servolo è un luogo magico ed è un luogo che è già la sede della Biennale College, è la sede di tante esperienze di formazione e quindi insomma anche di questo siamo molto contenti. Tra l'altro avere una sede ci consentirà adesso di continuare a procedere celermente, perché quello era, diciamo, l'altro tassello fondamentale. Per cui insomma io desidero ringraziare anche tutte le persone che per il centro sperimentale hanno reso possibile arrivare a questo punto oggi, la nostra direttrice generale Monica Cipriani, la nostra vice direttrice Maria Bonsanti, che non vedo, perché appunto la celerità e l'impegno, ovviamente dietro di noi ci sono delle strutture che devono lavorare, non è mai facile implementare le progettualità, e lo stesso vale, ovviamente poi Jacopo ringrazierà per la Film Commission, e l'ho fatta troppo lunga, ma insomma c'erano un po' di cose da dire e sono molto contenta, e speriamo il prossimo anno
di raccontarvi forse già qualcosa di nuovo e di molto concreto. E noi speriamo anche che presto qualche lavoro di questa scuola sia presentato in questo festival, perché a questo dobbiamo puntare. Grazie. Grazie Presidente. Colgo l'occasione per ricordare i nomi dei partecipanti a questo gruppo di ricerca menzionato dal Presidente Donzelli, a cominciare dalla regista e artista immersiva Sara Tirelli, il gruppo della Cattolica, il gruppo di ricerca, il centro di ricerca della Statale di Milano, Enaicon, con Andrea Pinotti, Barbara Grespi, Anna Caterina Dalmasso, la stessa Maria Bonsanti di cui si parlava, Arianna Silvestrini per la Veneto Film Commission e io stesso. Ho ricevuto un sacco di complimenti, vi ringrazio, ma vorrei fare dei complimenti anch'io. In questo caso si è parlato della celerità della Regione, come dire, siamo riusciti effettivamente ad arrivare a questo accordo in modo davvero rapido. Quando mi ha chiamato l'assessore Donazzan, non mi ricordo che mese era, giugno, luglio, e mi ha detto il 5 settembre firmiamo a Venezia. Eravamo in alto mare, ho detto il 5 settembre, ok, e siamo qui a firmare. Dottor Romano. Buongiorno a tutti intanto. Allora, stamattina ero in macchina e ho pensato cosa posso dire dopo che parlano due assessori regionali. Di solito non mi faccio mai mettere dopo perché è un problema. Una battuta, se avete soldi del PNRR noi abbiamo 16 megaprogetti pronti che aspettano solo di essere finanziati. Appunto, ce l'ho scritto sugli appunti, i soldi non sono mai un problema. Tanti anni fa, vi racconto questa, sono andato al COA e hanno dato un master honoris causa a Sergio Marchione, tantissimi anni fa. Allora, chiaramente, quando sono andato là, sapevo già come sarebbe stato vestito, perché quello aveva un maglioncino blu. Però poi ho scoperto che non era un gran comunicatore, ma soprattutto quello che mi ricordo è che ha raccontato, lui era da poco in Fiat, ha raccontato che il primo problema che avevano in Fiat era la tempistica, per qualsiasi decisione passavano, lui diceva 6-8 mesi, poi quando è entrato lui, insomma, hanno accelerato. Quindi questa dei tempi devo dire che è una cosa che a mio parere, a parere del Presidente Zaia, che ha seguito l'istituzione della Veneto Film Commission e dell'assessore Donanzani Corazzari, è una questione fondamentale. Quando abbiamo fatto gli interventi, molti interventi con il Fondo Sociale a sostegno del mondo dello spettacolo durante il Covid, il primo problema lì era fare presto, perché altrimenti o per le imprese non sarebbe servito a niente. Quindi qui devo dire abbiamo fatto poca fatica, insomma ringrazio anch'io la mia struttura, Fabio Beni, Massimo Tofanin e quelle poche persone che hanno lavorato, questo è fondamentale. Però voglio partire ancora più indietro, perché qui credo che negli ultimi anni ci sia stata una grandissima collaborazione tra i due assessorati. Il primo motivo è che l'assessore Donazzani in realtà voleva fare l'assessore della cultura. Ogni volta che ci sono le deleghe mi dice io voglio fare l'assessore della cultura e niente, non c'è niente da fare, non riesce a farlo, però in realtà non riesce a farlo, ma poi appena c'è un'iniziativa che abbia solo un vago così, ambito culturale, in realtà poi la facciamo con entusiasmo. Io insomma ho anche avuto per un periodo la responsabilità tecnica della cultura. E quindi ricordo, l'ho detto anche l'altro giorno, nel 2017 come un po' una svolta. Abbiamo fatto un primo bando FSE che si chiamava La cultura come investimento. Questo così, titolo della direttiva, secondo me dice poi il senso delle cose che abbiamo fatto insieme in questi anni, con la cultura, la legge della cultura dopo 30 anni, nel 2019, il portale unico della cultura sempre all'inizio 2020. Presidente della Commissione Scattos, che saluto. Abbiamo messo molte risorse sul FESR andando a modificare la programmazione 14-20, diceva l'assessore Corazzari prima, ha citato le 21-27 che in realtà non si potrebbe comunicare, comunque poi gli assessori fanno quello che vogliono, però insomma visto che il negoziato non è chiuso, però vabbè, io non dico le cifre, però nel 14-20 siamo passati da circa 100.000 euro per la produzione cinematografica a 10 milioni in 3 anni, insomma una scelta ben chiara, è stata pensata e fatta la Veneto Film Commission con anche insomma dibattiti all'inizio su ruolo regionale, ruolo territoriale, poi è stata questa scelta a mio parere assolutamente
giusta, di cui si stanno vedendo anche oggi i risultati, di avere una Film Commission regionale, che però è aperta al territorio, no? Sono stati fatti, io non dovevo dirlo io, ma giustamente avete fatto, Presidente e Direttore, un'apertura sul territorio che è fondamentale con accordi, eccetera. E poi abbiamo fatto moltissimi interventi col Fondo Sociale, per una cifra veramente importante, dai bonus per i lavoratori dello spettacolo, che se no, insomma, quel poco, ma comunque quel poco l'abbiamo fatto. Dicevo, questo primo bando è un bando molto importante, Laboratorio Veneto, che è un po' una svolta in qualche modo, forse a livello di contenuti, a livello anche amministrativo abbiamo trovato il modo, e qui ci sono insomma chi l'ha pensato, chi l'ha realizzato, di prevedere dei progetti di rilancio durante la pandemia, quindi non solo sostegno ma anche una visione post pandemia, e quindi questo un po' di oggi insomma è una strada che è già aperta e che continua con un progetto bellissimo che ci ha entusiasmato all'inizio, chiaramente anche la scelta di San Servolo, io sono di Venezia, insomma, quindi abbiamo aspettative altissime. L'assessorato, come diceva prima Elena Donazzani, interviene perché il mondo della cultura crea occupazione e crea occupazione di qualità, non è poco, fra l'altro crea occupazione, anche molta occupazione femminile, uno dei problemi che continuiamo a avere in Veneto, che magari ha indicatori molto buoni su tutto, l'occupazione femminile sicuramente. Quindi questo è il nostro obiettivo, formare figure specialistiche. Oggi pomeriggio c'è un altro incontro qui che riguarda proprio la formazione delle maestranze. È chiaro che abbiamo l'ambizione di avere personale altamente specializzato, servizi altamente specializzati per le produzioni che verranno in Veneto, che stanno venendo, che verranno. Quindi un po' questo è il senso di quello che abbiamo fatto. Gli assessori di solito quando firmano i protocolli sono tranquilli perché il lavoro è concluso, in realtà quando firma il protocollo inizia tutto quello che ci porterà, speriamo, insomma, alla prima ora di formazione che faremo a San Servolo, a cui chiaramente saremo presenti e cerchiamo di farla più velocemente possibile, però insomma in bocca al lupo a tutti e grazie. Grazie. Grazie dottor Romano. Il dottor Romano ha citato la Presidente della Commissione Cultura Francesca Scatto, che sono contento sia in sala. Francesca, se hai voglia di dire due parole? Grazie per essere qui. Grazie Jacopo, buongiorno a tutti. Mi metto nell'angolo perché la mia posizione rispetto ai due assessori è sicuramente secondaria. Tuttavia ho avuto anch'io il piacere di poter collaborare con Jacopo Chessa e direi che si è creato veramente un clima proprio di unione, di collaborazione per un tema che assolutamente deve essere il tema dominante della nostra vita, che è quello della cultura. La cultura unisce il mondo e non dobbiamo dimenticarlo, specialmente in questo momento, che non è solo il momento della post-pandemia, ma è anche un momento di grande crisi in cui tutti abbiamo bisogno di credere ancora e di poter riprendere la nostra vita. Quindi questo protocollo non è altro che la dimostrazione dell'impegno che la Regione Veneto e tutti noi ci stiamo mettendo. Grazie. Grazie. Giusto qualche dettaglio, visto che si è parlato di come siamo arrivati a questo accordo, che verrà firmato tra poco. Qualche dettaglio sulla scuola che stiamo ancora progettando. L'idea è una scuola di 2 anni, abbiamo individuato dei luoghi a San Servolo per laboratori, anche per un piccolo teatro di posa. Il nostro auspicio è partire subito l'anno prossimo con una summer school, con una specie di formazione concentrata, estremamente specialistica, per attivare a fine anno, in autunno, i moduli da 2 anni. Prima di far parlare il mio Presidente, colgo l'occasione, visto che si è citata più volte la location, per invitare il dottor Cason, amministratore unico di San Servolo Servizi, a dare il suo saluto. E ringrazio anche Fulvio Landillo, direttore di San Servolo Servizi, per essere qui. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità di essere qui insieme a voi. San Servolo è un'isola magica, io sono l'amministratore unico, ho l'onere e l'onore di poterla amministrare grazie al sindaco della città metropolitana che mi ha dato questa possibilità. È un'isola che è votata alla cultura, si è parlato di cultura tanto, cultura è a 360 gradi, non è solo cultura dogmatica, ma la cultura del cinema, la cultura del risparmio energetico, la cultura in tutte le sue forme di manifestazione.
Noi a San Servolo siamo l'unica isola dell'arcipelago veneziano che ha iniziato un progetto di autosostenibilità. Arriveremo al 40% di sostenimento energetico per poterci autoalimentare, e anche questa è cultura. Quando sono arrivati i nostri amici a presentarci il progetto, si è aperta proprio una porta, un portone gigante, perché San Servolo è il trade union tra la città di Venezia e il Lido. Siamo proprio in mezzo, quindi è quasi un fil rouge che ci porta verso la mostra del cinema. Quando si è parlato di fare formazione, e il San Servolo formazione ce n'è tanta, che noi ospitiamo, diciamo, è il nostro partner importante, la VIU, la Venice International University, che ha al suo interno oltre 20 università in tutto il mondo. Si è dato il coronamento di un ragionamento di cultura a 360 gradi. Quindi grazie per averci dato questa possibilità, e San Servolo vi accoglie a braccia aperte, non vediamo l'ora di cominciare. San Servolo è un'isola magica, è un'isola votata alla formazione, è anche l'isola dei matti. Ci sarà un motivo perché siamo venuti a San Servolo. E per quello siamo tutti sulla stessa linea. Presidente. Grazie Jacopo. Porto i saluti di tutto il CDA. Qui c'è Cecilia Valmarano, Giacomo Brunoro, ma anche una Vittorio Dalle Ore e Giulia Lavarone, che si scusano per non essere presenti, ma hanno avuto dei problemi. Intanto volevo ringraziare gli assessori. Io ricordo il giorno in cui all'assessore Donazan Jacopo ha ventilato questo progetto, ho visto brillare l'occhio, ho visto subito un interesse particolare e una grande attenzione che poi lei mette in tutto quello che fa, e anche l'assessore Corazzari è sempre stato molto disponibile. No, voglio dire che Marta Donzelli, che saluto e ringrazio, allarga così il suo impero, perché il centro sperimentale ha sedi in Lombardia, in Piemonte, in Abruzzo, in Puglia e oggi anche in Veneto, per cui complimenti, perché è davvero una grande struttura che ha una lunga storia. E credo che il messaggio che la Regione del Veneto vuole dare è quello di puntare sui giovani. Cioè noi parliamo in televisione ogni sera dei giovani, le grandi dimissioni, le persone che lasciano l'attività, i giovani che non vogliono lavorare, i giovani che vanno all'estero, e sono migliaia anche qui in Veneto. Secondo me il messaggio qui è: noi puntiamo, la Regione punta insieme alla Veneto Film Commission sulle strutture che i giovani formano e sostengono. E qui io credo non sia soltanto una questione di risorse. Questi sono ragazzi che hanno bisogno di essere incentivati, capiti, spinti verso a volte l'ignoto, perché queste sono professioni dannatamente difficili e sono professioni più precarie di altre a volte, perché si lavora 6 mesi o si monta un film con Netflix 2 mesi e poi si rimane ad aspettare che qualcuno chiami questi professionisti. E quindi io credo che proprio la scelta di puntare sulle arti immersive, anche sul futuro, sia davvero fondamentale, e devo dire che meritiamo anche noi del CDA un po' di complimenti, perché abbiamo scelto noi Jacopo. Grazie. Che è il miglior direttore che potessimo avere. Vabbè, insomma, adesso non voglio farti delle sviolinate, ma dopo quello che è stato fatto dal Dipartimento Cinema per tanti anni, e voglio citare Decimo Poloniato, tante persone che hanno lavorato, Eda Battistella, Maria Teresa De Gregorio, insomma tutti coloro che prima della Film Commission hanno fatto un grande lavoro, credo che si sia avviati verso un grande futuro. Diceva giustamente l'assessore, CDA è in scadenza, ma chiunque rimanga o venga dopo di noi sa che gli uomini passano, ma poi le cose importanti restano. Bravo Jacopo. Grazie. Io contavo di restare anche come uomo, e ci tengo a precisare questa cosa.
vogliamo firmare, c'è l'accordo stampato e colgo l'occasione per ringraziare anche Fabio Menin, che è stato un alleato in assessorato in direzione, formazione davvero fondamentale per arrivare a questo accordo. Dov'è Fabio? Eccolo.